La Protezione Civile del Veneto informa che a causa delle condizioni meteoclimatiche e vegetazionali critiche, in data di ieri, 30 agosto 2024, è stata estesa la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ad alcuni comuni della provincia di Vicenza. Questo provvedimento si aggiunge a quelli già in vigore per le province di Padova e Verona, dove il rischio di incendi resta confermato come da dichiarazione del 13 agosto scorso. Si ricorda che ormai da anni è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi per eliminare sterpagli o ramaglie, soprattutto nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nei terreni adiacenti, entro un raggio di 100 metri. Nonostante ciò, persistono comportamenti irresponsabili da parte di alcuni cittadini, specialmente in zone rurali lontane dai centri abitati, dove si pensa di agire lontano da occhi indiscreti. Tuttavia, in questo periodo di siccità prolungata, che dura ormai da quasi 2 mesi, un fuoco mal gestito può facilmente sfuggire al controllo, trasformando un gesto incauto in un'emergenza per i vigili del fuoco. Si sottolinea inoltre l'importanza di evitare di gettare mozziconi di sigarette dalle auto, pratica che continua a rappresentare una delle cause principali degli incendi lungo le strade e nei terreni vicini. Fino alla revoca dello stato di grave pericolosità, ogni attività che possa creare pericolo di incendio è vietata e le trasgressioni a tali divieti saranno sanzionate in conformità alla legge 21 novembre 2000 numero 353 e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. Si invitano pertanto tutti i cittadini a rispettare le norme e a collaborare per prevenire incendi che potrebbero avere conseguenze disastrose.